La Chiesa oggi celebra San Giovanni da Chieti. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 23 dicembre si celebra la festa nazionale indiana degli agricoltori. Questa giornata è stata istituita per onorare gli sforzi degli agricoltori che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare e sostenere l'economia. La giornata non si limita a riconoscere il loro contributo, ma si propone anche di sostenere le sfide che le comunità agricole si trovano ad affrontare. La data è stata scelta in onore dell'anniversario della nascita di Chowdhury Charan Singh, la cui leadership e dedizione hanno permesso di portare avanti i diritti di questa categoria di lavoratori, rendendolo una figura di spicco nella storia dell'India. Sono da poco passate le 19 del 23 dicembre del 1984 e il Rapido 904, partito da Napoli e diretto a Milano, attraversa la grande galleria dell'Appennino. Una manciata di minuti e si consuma il dramma di quella che sarà ricordata come strage di Natale, primo atto della sanguinosa guerra di mafia che raggiungerà il culmine nei primi anni 90. Dopo aver percorso circa 8 chilometri, un tremendo boato trasforma il convoglio in un'infernale trappola di fiamme, 17 le vittime. Siamo nel periodo più freddo dell'anno e voglio darvi una curiosità proprio sul ghiaccio. Ma sapete che esiste un hotel costruito interamente di ghiaccio? Si trova in Svezia e si chiama appunto Ice Hotel. È stato il primo hotel di ghiaccio del mondo e ogni anno viene costruito di nuovo. Persino i letti sono di ghiaccio, senza parlare del cocktail bar. Tra sculture ghiacciate e sacchi a pelo per proteggersi dal gelo, l'Ice Hotel regala la sensazione di vivere in un sogno. Accoglie circa 50.000 persone ogni anno ed è aperto da dicembre ad aprile. Buongiorno ai 12, oggi la luna è in Acquario, una luna sorprendente ed intrigante, congiunta a Plutone, che spinge tutta l'originalità e la creatività di tutti i 12 segni zodiacali verso gli ultimi acquisti e magari qualche sorpresa natalizia che potrebbe sorprendere molto altri segni zodiacali. Vediamo come Ariete. Sicuramente sorprese e deliziati dagli amici e dalle proposte da fare in gruppo, come passare un po' questa settimana così particolare, interessante, vissuta in maniera corale per voi, ma anche con il partner che rimane sempre molto passionale ed attaccato a voi. Toro. Oggi la luna vi manda un po' in confusione proprio perché in questa settimana così particolare dovrete fare fronte, come sempre, ad accontentare un po' tutte i membri della famiglia, per cui cercherete di fare salti mortali per accordare tutti i gemelli. Per voi è una giornata invece di grande estro e fantasia che potrebbe darvi l'idea giusta su come passare questo Natale in una maniera molto interessante. Sorprenderete una persona in particolare con un regalo. Cancro, per voi oggi è una giornata molto importante, la luna si diletta in Acquario ad essere creativa, quindi voi siete più intriganti del solito e escogiterete comunque il modo per essere assolutamente con le persone con cui vorrete stare proprio in questi giorni così magici e speciali, magari barando un po'. Leone, per voi la giornata scorre ancora all'insegna di Venere e Mercurio che tentano sempre di adattare tutta una serie di movimenti in funzione del dialogo e dell'amore. La luna in Acquario vi metterà però davanti tutti i limiti del caso, quindi avrete ben chiaro quello che non potrete fare piuttosto quello che invece desiderereste. Vergine, una giornata decisamente energica e con una luna che vi dà qualche idea in più, qualche possibilità in più e che vi fa desiderare di essere un pochino più corali, ma quest'anno la vorrete dedicare tutta all'amore e al partner e quindi capirete qual è la maniera migliore per gestire la situazione. Bilancia, per voi la luna in Acquario vi dà estro e creatività e correrete proprio oggi
nei negozi per completare un po' le ultime spese, per assicurarvi che tutto sia a posto, come il vostro elegantissimo programma vuole per voi e per il partner. Scorpione. È una giornata invece che vi manda un po' in confusione, perché nonostante siano iniziate delle cose molto belle, ancora non sono consolidate, per cui dovrete un po' fare pazienza e cercare di capire quando sarà il momento giusto durante queste feste per vedervi. Oggi un'organizzazione un po' emotiva e da agenda. Sagittario, stupenda la luna in acquario per voi, che vi permette di dialogare e di creare in una maniera nuova, anche di lanciarvi in qualche promessa che sarà dolce proporre. Capricorno, protagonisti anche voi di questa giornata interessante, è il momento in cui Saturno e Urano sono i pianeti più importanti dello zodiaco, per cui questo periodo dell'anno dovrà essere gestito con forza, decisione, ma anche con tanto intrigo. La luna in acquario, congiunta a Plutone, rivela che state vivendo delle situazioni veramente molto intriganti che non avete mai vissuto finora. Acquario, giornata meravigliosamente sorprendente, proprio perché non solo la luna è da voi, non la amate tanto, ma il trigono con Urano e congiunta a Plutone vi sta assolutamente bene. Peraltro coinvolge anche in sestile Saturno e Nettuno. Fantasia per un Natale come non l'avete mai avuto. Originali come siete, ne sarete felici. In amore, sorprese. Pesci, giornata particolarmente frenetica, proprio perché dovete correre per sistemare gli ultimi ritocchi. Con voi comunque le stelle sono ancora un po' dure, proprio perché Venere e Mercurio ancora non riescono a comunicare bene ed è in forse la presenza di qualcuno. All'indomani della grave crisi finanziaria del 1907 che mise in ginocchio il sistema bancario americano, un gruppo di finanzieri sostenne la necessità di creare un organismo centrale che garantisse la stabilità del dollaro e fungesse da supervisore del sistema bancario nazionale. Si arrivò così all'approvazione del Federal Reserve Act da parte del Congresso, che il 23 dicembre 1913 istituì la Banca Centrale degli Stati Uniti d'America. L'espressione versare lacrime di coccodrillo deriva da una caratteristica fisiologica che coccodrilli hanno veramente. Dopo aver ingerito una preda iniziano a piangere. Queste lacrime non sono ovviamente derivate dal dispiacere per la povera vita appena distrutta, ma dal fatto che, a differenza nostra, il coccodrillo non suda e non avrebbe modo di espellere le tossine in altro modo. Ecco che così si spiega perché noi usiamo questo proverbio per indicare un pianto non sincero. La matta di oggi è Peggy Guggenheim, mecenate e collezionista d'arte statunitense. La morte del padre nel naufragio del Titanic sconvolse la sua esistenza. Anni dopo attraversò, a rischio della vita, l'Europa devastata da Hitler per salvare quadri e sculture. Raccolse una vasta collezione d'arte moderna e, dopo essersi trasferita nel 1949 a Venezia, la espose in un museo che porta il suo nome e che divenne una delle attrazioni più visitate della città. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine, è letale. Non abbiate paura di provare e sperimentare nuovi hobby, nuove letture o aprirvi a nuove avventure. Vi aspetto anche domani, pronta a tenervi compagnia anche durante le feste. Buona giornata dalla vostra Martina.